Buonasera, scusate, fa un po' di rimbombo. Mi sentite, no? Sì. Scusate il ritardo, parliamo in velocità perché abbiamo i tempi strettissimi prima di tutto, ma non vogliamo neanche farvi perdere tempo. Non so perché c'è questo rimbombo, chissà. Mi sentite, vero? Okay. Voglio capire, siccome siamo in diretta Facebook, voglio capire se il microfono si sente anche dall'altra parte. Non mi dicono niente, quindi può essere che funzioni. Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo primo incontro, primo evento del progetto che si chiama Green Team, Green Tours in the Mountains, che è stato finanziato da Interreg Italia Austria, nel programma CLLD, quindi che coinvolge, diciamo così, i 3 LAG, Euroleader, Open Leader e anche Ermagor. Quindi coinvolgere le 3 aree di programma, quindi l'Austria e le 2 aree dell'Open Leader e Euroleader, quindi del Tarvisiano e dell'area della Carnia Gemonese. Abbiamo dovuto un po', rispetto al programma che vi abbiamo inviato, modificare un po' le tempistiche, però rientriamo sempre con gli stessi contenuti e quindi volevo un po' aggiornarvi su chi parlerà quando. Inizieremo quindi con un'introduzione, invito già al tavolo Michele Mizzaro, che è il presidente di Euroleader e che voleva salutare tutti. Seguirà poi, diciamo così, il Moreno Zago dell'Università, degli Studi di Trieste, che è già qui con me e che un po' ci racconterà delle dinamiche degli scenari del turismo sostenibile. Poi alle 17:45, ci sarà l'esperienza della certificazione per il turismo sostenibile di Ermagor e del consorzio del Tarvisiano. Inizierà Markus Brandstedt, del NLV del turismo di Hermagor, e seguirà Claudia Gioitti, appunto del Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano e di Sella Nevea. Poi continueremo con la strategia condivisa nell'ambito del piano di sviluppo Carnia 2030. Funziona? Non funziona? Ok, prego. Scusate, eh. Okay. Vuoi che ricominci o va bene così? No, va bene, non hanno sentito. C'è un po' di riverbero, scusate per la diretta. Ci sarà Elena Punti, appunto, della comunità di montagna della Carnia, che ci parlerà di questo piano di sviluppo Carnia 2030, e poi, io che sono Sara Danielon, scusate, non mi sono presentata, della Cramardi per mezzo, e, Maurizio Ionico di Melius SRL, che, vi racconteremo un po' l'articolazione delle attività nell'area della Carnia. E poi magari ci troviamo per una bicchierata alla fine, se resistete tutti fino alla fine. Ecco, è una sfida che vi lancio. Allora, senza perdere tempo, do la parola a Michele Mizzaro, che ci saluta, che insomma ci ha finanziato per questo, non direttamente lui, ma insomma indirettamente, per questo progetto di cui siamo insomma piuttosto entusiasti. Prego. Sì? Buonasera a tutti, io porto i saluti del GAL Euroleader, ma porto i saluti anche del collega Mauro Morodo, che mi ha delegato qui a portare i saluti, proprio perché noi GAL lavoriamo assieme, e ovviamente penso di interpretare anche il sentimento dei colleghi del GAL di Ermagor, proprio perché l'occasione è utile per lavorare assieme. I progetti CLLD sono dei progetti che nascono dal basso, sono dei progetti che vedono nella frontiera non un confine, ma un motivo di unione, vedono nelle possibilità delle Alpi verso sud o delle Alpi verso nord dei motivi di ricchezza comune, e vedono nel progettare assieme, nel lavorare assieme, sicuramente motivo di sviluppo per l'intero territorio. Io non posso che essere grato a nome del GAL, a nome del Consiglio di amministrazione, dei soci tutti che qui rappresento, di questo importante progetto. Ringrazio chi lavora su questo progetto, ringrazio le strutture dei GAL che magari troppo spesso non si vede il lavoro che fanno, ma
cioè è un lavoro estremamente complesso, anche perché è sempre bilingue. Una delle frontiere è proprio quella di affrontare il tema del bilinguismo, e nel caso specifico di questo progetto che riguarda il turismo sostenibile, io spero, perché sono un vecchietto e arranco non sulle salite di montagna, quindi non sul confine tra Timau e Maute, ma su colline leggermente più dolci, con una pedalata assistita, quindi con un turismo diversamente difficile, lo voglio dire così perché così mi tiro un po' sul morale, e spero che questi progetti riescano effettivamente a portare anche persone come me o anche più anziane di me a utilizzare il nostro territorio, che è molto ricco e può presentare effettivamente delle grandi opportunità. Mi auguro di essere molto breve, spero di essere stato brevissimo. Ritorno. Grazie e buon lavoro. Allora, grazie Michele. Volevo solo veramente in due parole, in qualche maniera darvi un'informativa insomma, sugli obiettivi principali del progetto, se riesco ad andare avanti con queste slide, vediamo se si vedono un po' meglio. Vorrei che tutti, eccolo qua. Eccolo qua. Cioè, l'idea è quella di coinvolgere, almeno nell'attività che si svolge in Carnia, 5 territori della Carnia che un po' corrispondono, no, ai consorzi o alle reti di impresa turistica della Carnia. Pensavamo che potremmo includere una cinquantina più o meno di soggetti che nei vari segmenti che direttamente o indirettamente riescono in qualche maniera a vivere, a sostenersi o comunque a lavorare all'interno dell'ambito turistico e all'interno della filiera turistica. Diciamo così che volevo lavorare con loro per suggerire, intraprendere delle misure, delle azioni che possono andare a creare una scala di ecosistema locale e in qualche maniera orientare il turismo verso un turismo che viene definito sostenibile. Adesso poi Moreno Zago, che così introduco, insomma, ci dirà che cos'è un po' e cosa si intende per il turismo sostenibile. Volevo anche ringraziare i partner di progetto che sono qua presenti oggi, prima di tutto Claudio Gioitti che appunto rappresenta il coordinatore del progetto che è il Consorzio del Tarvisiano, poi avremo in seguito Markus Brandstetter invece del consorzio appunto dell'azienda di promozione turistica Nasfer, Presegas, Lesachtal e Weissens, mi scuso per la pronuncia, e la comunità di montagna del Parco che gentilmente ci ospita, poi anche la Kramarsi, siamo insomma partner che diciamo così, abbiamo i tempi abbastanza stretti, non solo per la presentazione di oggi, ma anche per la realizzazione delle attività, visto che il progetto terminerà a fine giugno di quest'anno. Con questo lascio la parola a Moreno Zago, grazie di essere qui, il professore dell'Università degli Studi di Trieste, che appunto ci porta la sua eh, informazione sul turismo sostenibile. Già le preparo. Sì, perfetto. Grazie Sara. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Allora, mi è stato chiesto di fare una sorta di premessa, di introduzione sul concetto di turismo sostenibile e cercherò in qualche modo di rispettare anche nei tempi brevi che abbiamo un po' questo compito che mi è stato affidato. Allora, da cosa iniziamo? Iniziamo dalla prima cosa, che cos'è il turismo sostenibile, che cosa intendiamo? Allora, una delle tante definizioni ci dice che il turismo sostenibile si riferisce alla pratica di viaggiare e godere delle attrazioni turistiche in modo che possano essere conservate per le future generazioni. Certo, se noi citassimo un po' Groucho Marx, diremmo perché dovrebbe importarmi delle generazioni future, no? Cosa hanno fatto loro per me? Cerchiamo in qualche modo di rispondere a questo paradosso con una serie di ragioni, almeno 10 ragioni che giustificano questa scelta perché parlare di turismo sostenibile o potremmo anche dire perché non possiamo non parlarne. Allora, la prima ragione è perché il turismo in generale è un'attività con degli impatti economici, sociali e ambientali molto rilevanti. C'è un detto che dice nulla uccide il turismo più del turismo stesso. Questo significa che quando una località diventa destinazione turistica, l'eccesso di turisti può provocare l'irritazione dei turisti stessi
dei loro residenti. E questo comporta una sorta di abbandono poi della località. Ancora, il turismo sostenibile diventa quindi la risposta a questo eccesso di turismo, all'overtourism, ma può essere anche un contributo alla riduzione dell'inquinamento, alla tutela dei beni, a tutta un'altra serie di cose che adesso andremo a vedere. Innanzitutto ricordiamoci che il turismo è responsabile dell'8% delle emissioni di anidride carbonica che causano il riscaldamento del pianeta e secondo gli studi che sono stati fatti, in questo 8% non si considerano soltanto le emissioni legate ad esempio ai trasporti, no? Ai mezzi di trasporto, ma anche a quelle delle infrastrutture, delle vendite al dettaglio, del consumo di cibi, di tutto quello che è, tutte le attività che sono legate al turismo. Ovviamente la parte più consistente, più significativa è quella legata all'overtourism. Eh, nel corso di questi ultimi anni stiamo assistendo a dei fenomeni proprio di astio nei confronti dei turisti. No? Pensate Barcellona, la città vecchia di Barcellona, 100.000 abitanti e residenti, 30 milioni di turisti. No? Lo stesso possiamo parlare di Venezia, lo stesso possiamo citare Amsterdam, oltre 8 milioni di turisti che stanno affossando in qualche modo la capitale, obbligando l'ente nazionale del turismo a bloccare la promozione dei luoghi di maggior attrattiva, come musei, canali, il quartiere Luce Rosse, no? Quindi incoraggiando i visitatori a scoprire destinazioni meno note. Ma Firenze, Dubrovnik, le spiagge della Galizia, le isole Baleari sono tutte località che stanno risentendo e che stanno reagendo a questo fenomeno dell'overtourism. A seguito di questa necessità, di questo bisogno, sono sorti tutta una serie di movimenti, chiamiamoli anti-gentrification, che però non si pongono contro il turismo, ma si pongono di fronte al turismo, a fianco al turismo, cercando quindi di fornire, di dare delle soluzioni più sostenibili, più eque nei confronti della località, nei confronti della destinazione, nei confronti dei suoi residenti. Quindi questi movimenti non si pongono contro il turismo, ma più che altro cercano di diffondere la consapevolezza sui problemi che l'attuale modello di turismo sta creando. Un esempio di questi movimenti è la cosiddetta rete 7, la rete di città del sud Europa, di fronte alla turistificazione, che cerca proprio di rimarcare l'importanza di imporre dei limiti all'industria turistica, favorendo, se volete, una sorta di decrescita turistica, accompagnandolo però a delle politiche più eque dal punto di vista sociale e ambientale. E quindi il turismo può diventare un valido alleato per la protezione e la conservazione, ma deve essere ovviamente gestito correttamente. Una seconda ragione è perché il turismo sostenibile è la risposta ad un trend sociale. Tutti noi abbiamo presente i rapporti degli anni 70 del club di Roma, i limiti dello sviluppo, in cui si comincia a sollevare il tema della sostenibilità. 15 anni dopo, nell'87, abbiamo il rapporto dell'Our Common Future, in cui si introduce il concetto di sviluppo sostenibile, e dobbiamo aspettare per altri 20 anni, 2015, per avere l'agenda ONU dello sviluppo sostenibile, con l'obiettivo proprio di portare il mondo sul sentiero della sostenibilità. Oggi il tema principale della sostenibilità riguarda sostanzialmente gli effetti del clima. Il clima costituisce una delle risorse maggiori per il turismo, proprio perché in quanto contribuisce a creare attrattività, determina la stagionalità della domanda, influenza i costi operativi. L'Intergovernmental Panel on Climate Change ha sollevato più volte ricordato gli effetti dell'aumento delle temperature. No? L'Europa, per l'area centro-meridionale, si verificheranno varie ondate di caldo che causeranno incendi forestali, frequenti periodi di siccità. Il Mediterraneo aumenterà una località arida. L'Europa settentrionale aumenterà la sua umidità, quindi ci saranno grandi precipitazioni sempre più frequenti. E il turismo ovviamente risentirà
questo fenomeno con una sorta di spostamento dei turisti verso zone più fredde, soprattutto verso il nord. Questi due grafici mettono a confronto uno studio europeo, mettono a confronto due periodi, il 61 e il 90, con il 2000, 71 e 2100, dove in rosso sono indicate le aree di questa sorta di indice climatico del turismo, sono indicate quelle aree dove si vive e si vivrà meglio. E allora vedete che c'è questa sorta di spostamento dal sud verso le zone del nord. Il Mediterraneo diventerà meno piacevole, meno vivibile. Ovviamente anche la nostra regione ha effettuato degli studi in questa direzione, gli studi dell'ARPA hanno mostrato come scenari per i prossimi decenni si farà ad un aumento medio di circa 1,3 gradi centigradi in inverno, nell'ipotesi migliore, e nello scenario più pessimistico addirittura un aumento di 5,3 gradi centigradi. In estate assisteremo a un aumento delle temperature che potrebbero raggiungere, nell'ipotesi peggiore, i 6 gradi centigradi. Sono ovviamente stime, sono ipotesi, ma sono comunque diciamo, dei momenti di riflessione su quello che sta accadendo. Del resto anche il piano strategico montagna 365 della nostra regione, no? Del 2019-2024 ha elencato tutta una serie di criticità che riguardano nello specifico la montagna, l'aumento di temperatura elevata, inverni con poca neve, una diminuzione di giornate con suolo innevato, ancora diminuzione di giornate di gelo. E potremmo ancora dire riduzione ovviamente dei ghiacciai e d'inverno appunto questo incremento nei prossimi 20 anni di 1-2 gradi centigradi. Ancora il recentissimo appunto rapporto anche di Lega Ambiente ci ricorda come in Italia il 90% della neve sulle piste è artificiale. Questo naturalmente questo consente appunto a chi pratica lo sci, agli appassionati di continuare a divertirsi, a fare sport, ma chiaramente siamo tutti consapevoli che abbiamo un eccesso di consumo di risorse idriche e ovviamente anche di costi. E lo stesso rapporto poi parla anche della dismissione di tutti gli impianti, di gran parte degli impianti di risalita che sono stati fatti in questi ultimi anni. Questo comporta ovviamente anche dei cambiamenti nei comportamenti dei turisti, nei comportamenti anche nei gusti, nelle attitudini, meno ore sullo sci, interesse per altre esperienze sulla neve, wellness, montagne estive, outdoor, fatica, gastronomia, sono tutti quegli elementi che in qualche modo andranno a incidere, andranno a relazionarsi sempre di più con, in questo caso, il turismo di montagna, il turismo invernale. Il tema dell'ambiente è un tema ovviamente molto sentito, abbiamo parlato all'inizio delle slide, vediamo che il personaggio dei giovani ritengono che il cambiamento climatico sia un problema serio, l'80%, e che la protezione dell'ambiente sia abbastanza molto importante, addirittura il 94%, ma anche l'inquinamento atmosferico, la quantità crescente di rifiuti, l'inquinamento dei mari sono argomenti importanti. Perché dico questo? Perché come sottolineo sempre anche i miei studenti all'università, il turismo è lo specchio della società, cioè quello che accade nella società nel giro di pochi anni lo vediamo attraverso anche i comportamenti turistici. Guardiamo un po' gli eventi che si stanno verificando in questi ultimi anni. No? 2015-16 Giubileo della Misericordia, 2017 anno dei bordi, anno internazionale del turismo sostenibile, 2016 anno dei cammini, 2018 anno europeo del patrimonio culturale, anno del cibo, 2019 anno del turismo lento, 2020 anno del treno turistico, 2022 chiamiamolo il turismo di prossimità, no? A causa del Covid, 2022 anno internazionale dello sviluppo sostenibile della montagna. Sono tutti
diciamo, proclami, anni, iniziative che vanno a promuovere non certo un turismo di massa, ma vanno a promuovere un turismo che noi lo possiamo etichettare all'interno della categoria turismo lento, no? Cioè tutta una serie di turismi che sviluppano sulla ricerca dell'autenticità, della sostenibilità, della contaminazione intesa proprio come relazione con le persone, con le comunità ospitanti, con gli altri viaggiatori. Quindi è cambiato il mondo, questo ovviamente cambia poi anche il comportamento dei turisti. Tornando appunto ai sondaggi, tornando al sondaggio dell'Unione Europea, dell'Eurobarometro, ecco che l'82% dei turisti europei è disposto a modificare i comportamenti in chiave più sostenibile. Di più lo sono gli austriaci, turisti della Repubblica Ceca, meno lo sono gli italiani, i tedeschi e gli sloveni, ma le percentuali sostanzialmente sono allineate. E se vediamo, rimanendo sempre a livello europeo, i comportamenti, la disponibilità, i comportamenti dei turisti, allora nella scelta della destinazione che cosa viene individuato come prioritario? Naturalmente la natura e la cultura, non nel 43% dei casi. Però guardate le ultime voci: promozione di pratiche ecosostenibili, raggiungibilità con mezzi a basso impatto, certificazioni ambientali. Non sono percentuali sicuramente elevate, ma proviamo ad applicarle in maniera molto spannometrica ai numeri dei nostri flussi turistici regionali di questi ambiti. No? Prendiamo il Tarvisio, il Serra Nevea e il Carnia. Cosa abbiamo? Circa 200.000, poco più, nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, di arrivi. No? Proviamo a applicare queste percentuali del 15, del 10-15%. Ci ritroviamo comunque con 20-30.000 turisti che hanno una propensione ad un tipo di viaggio molto specifico. E stiamo parlando di turisti, il turista della natura, l'ecoturista, il turista della sostenibilità per la sostenibilità, è un turista molto colto, molto attento, un turista che guarda, che cerca la qualità dei servizi. E l'ultimo aspetto di questa graduatoria, no? Quello della certificazione, è un altro elemento molto, molto importante, molto significativo. La certificazione significa aumento dell'efficienza, di riduzione dei costi operativi per un'azienda, rafforzamento della cultura organizzativa, diffusione anche di un'immagine positiva grazie all'accostamento appunto positivo con la certificazione. Perché il viaggio non è soltanto un momento di evasione, ma è anche sempre più un momento di impegno di rispetto dell'ambiente. La ricerca di operatori certificati che offrono dei servizi certificati, dei marchi di qualità, è un elemento che incoraggia, invoglia il turista ad andare in una certa direzione. La reputazione è un elemento quindi importante per l'azienda che deve rientrare all'interno dei risultati dell'azienda, proprio perché il turista pone sempre più attenzione a questi aspetti. Uno studio recente ha dimostrato, nonostante i costi no, che le certificazioni hanno, ha dimostrato che l'81% delle aziende certificate e l'88% delle aziende certificate Ecolabel dichiarano vogliono mantenere la certificazione, vogliono mantenere la registrazione e si impegnano in questa direzione. Il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia va in qualche modo incontro no, in questa direzione, sforzi anche economici che vengono fatti nella sostenibilità ambientale, economica, sociale della filiera dell'origine dei vari prodotti che vengono proposti. Ancora, ma di questo si parlerà dopo, la certificazione del Global Sustainable Tourism Council
per promuovere la sostenibilità e la responsabilità sociale nel turismo. Una certificazione ottenuta da Tarvisio, ma abbiamo in questi ultimi periodi altre realtà, la Valdelsa in Alto Adige, la Val Gardena, ma abbiamo anche la Val Suarez, la prima che ha ottenuto la certificazione, ma abbiamo anche una città come Siena che ha certificata in questa direzione. O ancora l'esperienza del comune di Sappada con la normativa ISO 37101 di gestione sostenibile della comunità. Quindi il bisogno di creare condizioni armoniche di sviluppo sociale della comunità locale. Quindi la sostenibilità, come sostiene un collega docente che ha lavorato su questi progetti, la sostenibilità più che una scelta sta diventando un impegno etico di tutte le amministrazioni per assicurare il benessere delle comunità locali. L'altro elemento è che ce lo chiede l'Europa. No? Il settore, il Green Deal, accettato dalla Presidente della Commissione, vuole rendere l'Europa il primo continente a emissione zero entro il 2050 e per il raggiungimento di questo obiettivo al turismo viene riconosciuto un ruolo molto importante. Ricordiamo che il settore turistico nell'Unione Europea rappresenta oltre il 10% del PIL e il 12% dell'occupazione totale. Il Parlamento europeo ha invitato un paio di anni fa la Commissione a elaborare rapidamente, no, ha utilizzato questo termine, una tabella di marcia per il turismo sostenibile, proprio che includa misure volte a ridurre l'impronta climatica e ambientale e creare tutta una serie di prodotti, di promozione, di iniziative, non legate soltanto al turismo sostenibile, ma anche ai nuovi servizi digitali. E ha sollecitato gli Stati membri proprio a elaborare dei piani d'azione per coinvolgendo quanto più possibile le parti sociali e le parti della società civile. Ha sottolineato l'importanza della cultura, ha sottolineato l'importanza di una mobilità turistica sostenibile, lenta, soft, dolce, ha incoraggiato un nuovo programma europeo di turismo inclusivo e ha riconosciuto anche al turismo rurale un ruolo importante per il mantenimento di un'agricoltura diversificata e su piccola scala. Questo ha portato ovviamente a tutta una serie anche di finanziamenti consistenti. Molto rapidamente ricordiamo i programmi di cooperazione europea, cioè la nostra regione beneficia di 10 programmi Interreg, la gran parte dei quali ruotano appunto attorno alla diversificazione dell'offerta turistica. Quindi è concentrarsi su attività naturalistiche, ecologiche, sport, storia, prodotti locali, agroalimentari, costumi e diffusione di un turismo responsabile. Ancora questi programmi lavorano molto sullo sviluppo di tecnologie verdi, quindi che vanno a intercettare la nuova domanda di prodotti e di servizi anche più sostenibili. Quindi qua c'è un legame anche molto forte tra cultura e creatività e la strategia di specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia include questa traiettoria del creative turismo, cioè questa capacità di legare l'elemento creativo, innovativo, smart ad uno sviluppo turistico nuovo, veramente originale, più originale. E non dimentichiamo che il comparto cultura e creatività ha prodotto nella nostra regione oltre 1,8 miliardi di euro di valore aggiunto, impiegando oltre 30.000 dipendenti. Non ho citato il piano nazionale di ripresa e resilienza, anche qui sono stati messi in campo 2 miliardi e 400 milioni con l'obiettivo proprio di innalzare la capacità competitiva delle imprese del settore e di promuovere proprio gli aspetti dell'innovazione e della digitalizzazione. Mi pare che proprio ieri sia partito anche la possibilità di accedere al fondo di turismo sostenibile, no? 500 milioni destinati a investimenti innovativi per la transizione green e digitale delle imprese, quindi inclusi
come si chiama, l'efficientamento energetico e la mobilità sostenibile. Settimo elemento è che esistono dei comportamenti sostenibili, turistici sostenibili. Rimaniamo a livello europeo, come alla domanda come potresti contribuire alla sostenibilità del tuo viaggio, i turisti europei rispondono consumando prodotti locali, preferendo vacanze fuori stagione, riducendo la produzione di rifiuti, visitando destinazioni minori, preferire trasporti eco-friendly, ridurre il consumo d'acqua, avere più cura dell'ambiente, compensare le emissioni di CO2, garantire benefici ai locali, con percentuali che comunque riguardano almeno un terzo dei turisti. Le percentuali italiane sono un po' più basse rispetto a quelle europee, ma comunque è un elemento, sono elementi su cui riflettiamo perché la sostenibilità in pratica racchiude tante altre cose. Certo, dovremmo vedere poi quanto le intenzioni si trasformano in realtà, quanto gli atteggiamenti diventano comportamenti, perché secondo studi che vengono fatti in genere un decimo delle persone adeguano il comportamento all'atteggiamento. Quindi dobbiamo, dobbiamo un po' anche riflettere sempre sui numeri. Ma è un altro elemento che secondo me è importante, perché come si dice sempre, le cose bisogna farle bene, bisogna anche farle sapere però, no? E allora qui è importante questo elemento della comunicazione, cioè quanto quanto il turista, il viaggiatore, il potenziale viaggiatore riesce a trovare delle informazioni affidabili in ambito di turismo sostenibile, no? Quindi informazioni sull'impronta di carbonio del trasporto, attività turistiche ecocompatibili, certificazioni di sostenibilità, vedete che ritorna ancora questo elemento, impegni di sostenibilità, partecipando ad attività locali autentiche. Questo cerca il turista quando naviga in rete, no? Quando sta per prenotare la struttura, quando sta per prenotare un servizio di ricettività, o di ristorazione o un servizio turistico. Si chiede effettivamente se esiste un impatto. Uno studio pubblicato veramente recentemente alle 3 di questa mattina, ho avuto l'ok per poter avevo già in anteprima, ufficialmente non ho potuto, non potevo, non sapevo se potevo farlo, ma è uscito oggi proprio sulla rivista turistica, e questo studio della collega Garibaldi, esperta soprattutto di turismo gastronomico, ma e qui c'è una zoomata però sul turismo sostenibile, no? In Italia, su un campione di turisti italiani, nel corso dei tuoi viaggi, quanto spesso, no? E hai questi comportamenti, quindi evito di sprecare il cibo, adotto comportamenti rispettosi dell'ambiente, evito di lavare gli asciugamani ogni giorno, mi informo sulle usanze locali, acquisto meno bottiglie di plastica, utilizzo mezzi pubblici o biciclette per spostarmi, scelgo strutture ricettive green, partecipo ad eventi sostenibili. Vedete che comunque abbiamo percentuali che partono comunque dal 30 fino ad arrivare a quasi l'80%. Quindi c'è una tendenza molto forte. Vediamo ancora, quando scegli la destinazione di un viaggio, quanto sono importanti i seguenti aspetti, quindi la possibilità di praticare attività turistiche che consentono di entrare in contatto con l'identità locale. Turismo sostenibile non è soltanto ambiente, è anche contaminazione, l'abbiamo detto, è relazionalità, la possibilità di muoversi all'interno della destinazione con mezzi pubblici, la possibilità di praticare attività a basso impatto ambientale, la presenza di pochi turisti, la presenza di luoghi plastic free, la vicinanza al mare di residenza. Qui le percentuali sono sempre molto significative. L'altro studio veramente ancora uscito, anche questo recentissimamente, dalla Fondazione Univerde, sull'italiano turismo sostenibile ed ecoturismo, ho preso alcune slide che misuravano un po' il trend, il primo è questa, nel momento in cui pianifica un soggiorno turistico, pensando alla meta, al metodo di spostamento
spostamento, la struttura da prenotare, si pone il problema di fare scelte che non danneggiano l'ambiente. Vedete che dal 2011, da quando vengono condotte queste interviste ad oggi, la percentuale è rimasta sempre intorno al 55-70%. Questo è il trend. Il più interessante è questo: prima di scegliere una struttura turistica, si informa sull'attenzione che ha per l'ambiente. Nel 2011 la percentuale era del 35%, 10 anni dopo, 11 anni dopo siamo al 47%, quindi c'è un aumento. E ancora, anche questo è molto interessante, si fanno delle scelte che danneggiano l'ambiente per portarsi a spendere di più per lei. No? La priorità sarebbe sempre il vantaggio economico, non voglio spendere di più il 44%, ma il 41% dice, nel 22, sarei disposto a spendere qualcosa di più, il 10-20%. Eh, Anche questo è un dato significativo sui consumi sui consumi del turismo. L'ottavo punto sono, ricordiamolo che il turismo sostenibile produce dei benefici a tutto il territorio. Questi benefici sono lo sviluppo di nuovi prodotti di alta qualità, la riduzione dei costi attraverso la collaborazione con le aree protette, il miglioramento dell'immagine, nuovi mercati, aumento di reddito, supporto alle infrastrutture rurali, miglioramento del benessere fisico e psichico. Ce ne sono altre. Potremmo aggiungere anche la crescita in qualità e competenza di tutto il sistema di offerta del territorio. Potremmo ancora dire la fidelizzazione del cliente. Il turista sostenibile è un turista che torna volentieri quando si trova bene, quando ha un servizio di qualità. La creazione di opportunità per la comunità residente. Sono tutti altre dimensioni che vanno a incidere sul successo, su questi benefici. E ancora l'aumento del valore dei prodotti maturi. Il prodotto di montagna e il prodotto balneare sono prodotti maturi, il prodotto turismo di città, che necessitano di essere integrati con qualcosa d'altro. Il turismo non passa più un lungo periodo in una località balneare, ma ha bisogno di muoversi sul territorio, di conoscere l'Interland, di entrare in contatto con altre realtà, con quegli elementi che in qualche modo vi ho accennato anche prima. Ovviamente c'è bisogno di una strategia condivisa, una strategia che parta dal basso, questo in qualche modo è uno schema che si può applicare anche per altre modalità di elaborazione, di strategie, ma è importante comunque riuscire a mettere in rete tutti gli attrattori, bisogna offrire un prodotto completo, inclusivo di tutto quello che c'è sul territorio, coinvolgere ovviamente tutte le realtà, tutti gli operatori, coinvolgere soprattutto la popolazione, perché la popolazione è quella che crea l'identità di un territorio, è quella che dà senso ad un territorio, è quella che è diciamo, il punto di passaggio tra la tradizione e il futuro, cioè tra come vede il territorio e come dovrà essere, vorrà quel territorio. E ovviamente l'importanza del visitatore. Il turista non deve essere considerato come un elemento estraneo, non deve essere considerato come un ospite, deve essere considerato come un elemento del territorio. Quindi i suoi consumi sono in qualche modo vanno ad influenzare poi i consumi degli altri turisti. Diventa un attento attore e valutatore di quello che accade. Quello che andremo a fare poi con i laboratori sarà quello di lavorare proprio alla ricerca di queste dell'unicità dell'elemento identitario dei vari territori, di cercare di trasformare questo elemento identitario in qualcosa di simbolico, quindi che rappresenti dei valori universali, individuare un target di riferimento, raccontarlo, creare una narrazione attorno a questo prodotto e renderlo ovviamente fruibile. Quindi l'elemento dello storytelling, l'elemento dell'accessibilità, l'elemento identitario del territorio. Vi ricordo molto brevemente il progetto su cui ho parlato all'interno di Interreg Italia-Slovenia. Noi come università avevamo il compito di definire cosa doveva essere lo slow touring, come doveva essere
Zarathustra e cogliere i comportamenti degli operatori. Vi segnalo questa definizione perché in qualche modo racchiude anche la definizione di turismo sostenibile, no? Cioè, il turismo lento è un approccio all'offerta e alla fruizione di prodotti turistici che stimolano l'interazione con le comunità ospitanti, esaltano le specificità dei luoghi, minimizzano l'impatto ambientale e richiedono una programmazione volta al miglioramento della qualità e privilegiano ritmi non frenetici. Quindi coinvolgono il turista in questa dimensione, in questa esperienza polisensoriale. Quindi il turismo lento, ma il turismo naturalistico è uguale, richiede un approccio molto polifunzionale. In questo senso non è facile. Se mi avvio verso le conclusioni, che vedo che coi tempi ci siamo, cosa possiamo dire? Allora, diciamo che innanzitutto accanto ad un turismo di massa si sta verso le località già note, si sta affermando sempre più un turismo semplice, fatto di relazionalità, fatto di responsabilità, fatto di eticità. Ad un contesto urbano soffocante si risponde rifugiandosi in contesti rurali, percepiti come più rassicuranti. Le campagne diventano una destinazione turistica per i servizi che offrono, insieme con prodotti diversificati e di qualità. E, ancora, questa attenzione al green si traduce in una crescita della competitività di una destinazione che si lega così in maniera indissolubile alla sostenibilità e c'è un problema a questo punto di monitoraggio dell'impatto del turismo su una località, ma anche in questo l'Unione Europea ci aiuta, ci sono gli indicatori ETIS che in qualche modo consentono agli operatori di un territorio, agli amministratori di tenere sotto controllo l'impatto di una località. Il turismo sostenibile produce numerosi vantaggi e li abbiamo visti. Naturalmente la gestione della sostenibilità è un processo delicato perché coinvolge più attori del sistema turistico, portatori di interessi diversi e che perseguono obiettivi non sempre coincidenti. Un elemento che spesso viene trascurato è che la tutela della diversità culturale e sociale di una comunità deve essere altrettanto importante della tutela della biodiversità floro-faunistica. Cioè bisogna che la progettualità faccia proprio anche il concetto di ecocompatibilità sociale, cioè il codice culturale simbolico attraverso cui una popolazione connota e difende se stessa e la propria identità, cioè deve riconoscersi. È un po' quello che succede ad esempio nei territori degli ecomusei, dove una comunità si riconosce sfrutta, valorizza la propria identità. Altrimenti, come dice Marco Aime, no? Abbiamo divinizzato l'arte, ma potremmo dire abbiamo divinizzato la natura, al punto di collocarla al di sopra delle parti, di renderla sovrumana. Siamo disposti a difendere i Buddha dalla distruzione molto più di quanto non lo saremmo per difendere i buddisti. Quindi la comunità rimane importante. Chiudo con questa bella frase di Filippo Barbera, per progettare sviluppo sostenibile in queste aree, nelle aree di montagna, perché lui dice che il nostro è un paese di montagna, l'Italia è un paese di montagna che si è dimenticato di esserlo, dice che in queste aree è necessario tenere presente che la montagna non è in grado di assorbire i grandi flussi, lo sappiamo, si deve lavorare sulla qualità, sui piccoli numeri per incentivare le persone a restare sul territorio, innanzitutto come abitanti e poi sostenere i cosiddetti ritornanti o i nuovi montanari ad avviare nuove attività. E vi lascio con questo haiku giapponese come momento di riflessione. Il percorso è lungo, sicuramente faticoso, ma ce la faremo. Grazie. Grazie mille a Moreno Zago per questa fantastica presentazione che ci ha tutti entusiasmato. Adesso siamo, secondo me, molto più pronti, insomma, ad affrontare da parte nostra almeno questo progetto. E darei velocemente la parola a Markus Brandstetter dell'azienda di promozione turistica Nasfeld Presseger, se
l'Esakta Weissense, difficilissimo ma ce l'ho fatta, che ci parlerà appunto dell'esperienza di certificazione per il turismo sostenibile di nell'area di Hermagor. E poi chiedo, già che insomma siamo in questo ambito, anche a Claudia Gioitti del Consorzio del Tarvisiano se si vuole accomodare per proseguire poi su questo. Grazie mille. Ci colleghiamo a distanza, quindi vediamo se è pronto il dottor Brandstetter. Herr Brandstetter, sind Sie bereit? Hören Ja, Sie mich? ich Hallo. höre Sie. Hallo, guten Abend. Hallo. Ich werde nur kurz den Bildschirm freigeben. Non lo sentiamo, Pietro. Ha detto che adesso si collega anche tramite lo schermo. Ja, auch ein herzliches Grüß Gott aus Österreich. Es freut mich sehr, dass ich hier kurz unsere Aktionen, die wir aufgrund der nachhaltigsten Tourismusregion und aufgrund der GSTC-Zertifizierung erreicht haben und auch machen. Vi do il benvenuto, sono felice di poter partecipare a questo convegno e anche a presentarvi questo progetto che appunto noi abbiamo realizzato anche nell'ambito della certificazione GSC. Wir hatten das Glück, dass wir mit unserer lieben Kollegin Claudia Ciotti aus Tarvisio gemeinsam die GSTC-Zertifizierung durchführen konnten. Abbiamo potuto realizzare la certificazione GSC con la collega Claudia Giotti di Tarvisio. Und so konnten wir aufgrund dessen, glaube ich, sehr, sehr viel für uns schon erreichen und auch einige Dinge umsetzen, die wir versuchen, zum Thema Nachhaltigkeit in unserer Region weiterzubringen. E siamo riusciti appunto, grazie alla collaborazione con la collega Giotti, a mettere in pratica alcuni progetti che riguardano la sostenibilità turistica. Und eben zusätzlich haben wir zur GSTC-Zertifizierung auch vom österreichischen Bundesministerium die Auszeichnung bekommen, die nachhaltigste Tourismusregion Österreichs zu werden. Und das möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Oltre alla certificazione ricevuta, ci è stato conferito anche da parte del governo austriaco la possibilità di diventare la regione più sostenibile dell'Austria. Eines der wichtigsten Dinge ist natürlich eine Managementstruktur. Und so haben wir es geschafft, dass wir für unsere Nachhaltigkeitsthemen insgesamt 30 Institutionen aus dem gesamten Gebiet gewinnen konnten, die mit uns gemeinsam an diesem Projekt arbeiten. E siamo riusciti, grazie anche a un management molto ben strutturato, a rendere partecipi più di 30 operatori nell'ambito del nostro progetto, i quali hanno aderito. Und wie Sie hier sehen, es kann nur funktionieren, wenn einerseits hier der gesamte Tourismus, aber auch alle Kommunen und öffentlichen Institutionen einer Region zusammenarbeiten. E come potete vedere, questo progetto può realizzarsi e può funzionare solo se tutti gli operatori collaborano, sia di provenienza pubblica che privata. Und hier darf ich Ihnen einige Dinge auch zeigen, die wir bereits jetzt schon fertig haben oder auch bearbeiten. E vorrei presentarvi oggi alcuni progetti che sono già stati realizzati o che sono in fase di realizzazione. Hier eben als erstes haben wir versucht, da es die Möglichkeit gibt, Energiegemeinschaften in Österreich zu gründen, 3 Energiegemeinschaften zu gründen. Eine ist schon fertig in Hermagor und eine Energiegemeinschaft in Österreich bedeutet, dass private Energiehersteller mit privaten Nutzern gemeinsam eine Firma machen und so viel vor allem Geld sparen, dadurch, dass sie sich gegenseitig die Energie verkaufen können. Come potete vedere, siamo in fase appunto di realizzazione e in parte abbiamo anche già realizzato un'unione con 3 dei comuni, di cui uno è già stato realizzato, che è appunto con il comune di Hermagor, unione in ambito energetico. E cosa vuol dire? Che praticamente i fornitori di energia privata forniscono a
dei privati la loro energia. In questo modo si può arrivare ad un alto risparmio in termini di costi. Wichtig für uns ist auch, dass wir die Betriebe beraten, vor allem die Tourismusbetriebe zum Thema Energie. Und hier haben wir insgesamt 5 Energieberater, die unsere Tourismusbetriebe, Hotels vor allem, darin auch beraten, wie sie in Zukunft Energie und Ressourcen einsparen können. L'importante è poter anche dare ai nostri operatori la possibilità di ricevere consigli professionali, e in questo caso abbiamo 5 professionisti che se ne occupano e che si rivolgono soprattutto alle aziende in ambito turistico per come poter creare un turismo più ecosostenibile e anche ecocompatibile. Wichtig natürlich auch das Thema Müll- und Abfallvermeidung. Anche l'argomento che riguarda i rifiuti è essenziale da prendere in considerazione, e come evitare di creare rifiuti. Und hier fangen wir vor allem in den Schulen an. Das heißt, wir haben ein Bildungsprojekt in den Schulen und haben bereits 29 Abfalltrennsysteme in den einzelnen Schulen einrichten können. E noi siamo partiti dal presupposto che bisogna iniziare soprattutto nelle scuole e a informare gli studenti, e siamo riusciti a creare già 29 sistemi di separazione dei rifiuti all'interno degli istituti scolastici. Unsere Umweltberater machen auch bei Kommunen und bei Veranstaltungen Abfallkonzepte und Beratungen. E i nostri professionisti organizzano anche progetti che danno consigli su come smaltire i rifiuti attraverso eventi e rivolgendosi direttamente anche ai comuni stessi. Eines unserer größten Projekte hier ist zum Beispiel, dass wir eine Kompostieranlage unterstützen und dass wir versuchen, auch Bio-Kreislaufsäcke hinauszugeben, sodass wir noch mehr Plastik einsparen können. Uno dei nostri progetti di punta è quello di sostenere lo smaltimento dei rifiuti organici di qualità e la distribuzione di sacchetti biodegradabili. Ein sehr schönes Projekt war heuer am Nassfeld das Ski Opening. Und für das Ski Opening konnten wir die Auszeichnung von Österreich mit dem österreichischen Umweltzeichen erreichen, da wir versucht haben, wirklich alles ressourcenschonend abzuhalten. Uno dei nostri progetti di punta è stata la realizzazione del concerto di apertura della stagione invernale di sci sul Nassfeld, e per il quale abbiamo ricevuto il marchio ecologico austriaco. Und wir waren damit auch eines der größten Veranstaltungen mit knapp 5000 Besuchern, die diese Auszeichnung zum Green Event erhalten haben. E grazie a questo marchio ecologico abbiamo potuto realizzare ed entrare a far parte del Green Event con la partecipazione di 5.000 persone. Dann ein großes Thema bei uns ist vor allem der Umgang mit Lebensmitteln, und hier versuchen wir in Kooperation mit Slow Food und Slow Food Travel einige Dinge umzusetzen. Altro punto fondamentale a cui teniamo molto è l'economia alimentare, e per questo cerchiamo di collaborare in modo molto stretto con lo Slow Food Travel. Und so wie Sie sehen, haben wir bereits 2 Presidio-Produkte, einmal das Desertaler Brot und einmal die Kretzenbirne erreichen können, und darauf sind wir sehr, sehr stolz. Siamo riusciti a realizzare 2 presidi slow food, uno con un pane particolare dell'Esachtal e l'altro con una pera particolare della Alpe Adria. Und diese Kretzenbirne ist auch aus einem CLD-Projekt gemeinsam mit italienischen Partnern entstanden. E il progetto che riguarda la pera si è realizzato anche grazie alla collaborazione con il nostro partner CLD italiano. Derzeit sind wir dabei,
die erste österreichische Slow Food Akademie in den Alpen zu installieren. Al momento siamo nella fase di realizzazione della prima Accademia Slow Food delle Alpi. Und damit wollen wir vor allem den Kindern und den Einheimischen das Thema Slow Food, das Thema gutes Essen, naturnahes Essen auch näher bringen und Ausbildungen machen. E abbiamo un'intenzione, l'obiettivo di avvicinare anche ai giovani il concetto di una cultura alimentare sostenibile e sicuramente anche attraverso centri di formazione. Ein wichtiger Punkt im Tourismus ist natürlich der gesamte Verkehr, die Anreise und die Mobilität vor Ort. Und hier konnten wir auch einige Dinge bereits umsetzen. Un altro punto importante è la mobilità smart e anche in questo caso siamo già riusciti a realizzare a raggiungere diversi obiettivi. So haben wir als erste Destination in Kärnten die gesamten Mobilitätsleistungen in die Gästekarte inkludiert und ist somit für jeden Gast gratis. E in questo modo siamo riusciti a inserire nella card che viene consegnata ad ogni ospite molti servizi gratuiti, come anche la carta stessa. Zusätzlich haben wir versucht, auch Linien auszubauen. Einerseits Radbusse. Die Radbusse gehen von Österreich über Tarvisio bis nach Benzone. Un esempio, abbiamo realizzato dei pullman che portano le bici passando per Tarvisio fino a Benzone. Dann haben wir zu insgesamt 10 Almen auf die Berge einen Almbus-Shuttle. Su 10 malghe abbiamo realizzato dei pullman shuttle che portano appunto i turisti. Und seit Sommer 2022 können unsere Gäste den gesamten Bahnverkehr in Kärnten auch gratis mitnutzen. E dall'estate del 2022 in tutto l'ambito della Carinzia gli ospiti possono utilizzare gratuitamente anche la ferrovia o il trasporto rapido. Sehr wichtig ist natürlich auch die Anreise und hier hatten wir das Problem vom Bahnhof zu den Hotels, aber hier gibt es ein Bahnhof-Shuttle-System neu. E per accompagnare gli ospiti dalla stazione all'hotel abbiamo realizzato un nuovo sistema di transfer. Und auch wichtig ist bei uns ein E-Car-Sharing, das sogenannte FRED. Wir wirklich versuchen auch für Gäste E-Cars als Sharing-Modell anzubieten. E per offrire agli ospiti abbiamo anche abbiamo raggiunto l'obiettivo del car sharing di macchine appunto elettriche che si chiama FRED. Und jetzt neu für den Sommer 2023 werden wir den FRED auch grenzüberschreitend mit Tarvisio, Ponteva und Carnia als Ausflugsinstrument nutzen, um ausgesuchte Slow-Food-Partner in einem Projekt anfahren zu können. E con l'obiettivo di utilizzare FRED anche oltre confine nei comuni di Tarvisio, Pontebba e in Carnia per presentare ai turisti le offerte slow food del nostro territorio. Wir haben noch sehr, sehr viel zu tun und deswegen versuchen wir jetzt noch heuer und nächstes Jahr die Optimierung des Mobilitätskonzeptes fertig zu machen und vor allem wir benötigen für unsere Region eine neue Mobilitätszentrale, die dann auch alle Planungen und Auskünfte machen kann. Al momento stiamo lavorando sull'ottimizzazione di progetti di mobilità regionale ed ampliamento di una centrale di mobilità che ci permetterà di diventare sicuramente anche in questo ambito molto all'avanguardia. Wichtig wird es auch vor allem für die GSCC-Zertifizierung, dass wir all diese Maßnahmen auch messen. Und daher müssen wir oder wollen wir ein digitales Tourismus-Monitoring-System für all diese Maßnahmen in Kooperation mit der Fachhochschule der Universität Villach aufbauen.
per creare un monitoraggio in ambito della certificazione GSTC abbiamo l'obiettivo di creare un monitoraggio digitale su tutta la regione per poter acquisire dati ed analisi in collaborazione con l'Istituto di Formazione di Villach. Natürlich muss man auch darüber erzählen. Und so haben wir versucht, für die Nachhaltigkeit eine eigene Marke aufzubauen. Die nennt sich auf Österreichisch natürlich wir. E per promuovere anche in ambito di marketing l'attività che stiamo svolgendo, abbiamo voluto creare un marchio sostenibile che si chiama Natürlich wir, naturalmente noi. Und weiters versuchen wir, unsere Ideen auch einer Öffentlichkeit zu präsentieren, ob das dann bei gewissen Aktionen wie European Going Green oder bei anderen Veranstaltungen ist, immer wieder vorzustellen. E per avvicinare i nostri progetti anche al pubblico abbiamo curato una piattaforma virtuale e dove dove abbiamo voluto presentare il mondo del buon vivere, Welt des guten Lebens, e le misure che sono appunto attuabili singolarmente. Und derzeit auch für den Sommer neu. Eines ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir die Nachhaltigkeitsthemen einerseits als Region, dann auf das Hotel, auf die Firma bringen, aber dann auch eben wirkliche Green Experience in die Auslage stellen. Und hier gibt es ab Sommer 2023 5 ausgewählte Programmpunkte, die man buchen kann, die nach den Nachhaltigkeitskriterien entwickelt worden sind. Abbiamo intenzione a partire dall'estate del 2023 di realizzare 5 punti di programma ecosostenibili che potranno poi essere messi in pratica attraverso anche la presentazione del marchio ecologico austriaco che ci è stato conferito per permettere ai turisti di avere scelte sulle destinazioni turistiche. Abschließend darf ich nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank, dass ich am Projekt Green Team teilnehmen darf, sagen. Vorrei ringraziare voi che mi avete dato la possibilità e l'opportunità di partecipare al convegno del Green Team. Und vor allem an unsere Partner, hier insbesondere Claudia Ciotti, die uns immer wieder ein sehr, sehr guter Partner in Italien für alle möglichen Ideen und Projekte ist. E ringrazio in particolar modo la collega Claudia Giotti a Trevisio che ci affianca sempre nella realizzazione dei nostri progetti. Herzlichen Dank, dann bin ich schon durch. Vi ringrazio, ho concluso. Buonasera a tutti. Ecco, sono la Claudia Gioitti, tanto ringraziata, mi son sentita quasi in imbarazzo, perché in realtà sono semplicemente quella che ha tarmato Marcus per fare il precedente progetto che ci ha permesso poi di ottenere, diciamo, la certificazione di sostenibilità e che poi un anno fa ha tarmato Sara per presentare questo progetto. Quindi in qualche modo sono anche contenta di essere finalmente qua e di vederlo partire. Ecco, Marcus ci ha un po' raccontato quelle che sono, diciamo, le loro buone pratiche e quello che è successo dopo l'ottenimento della certificazione GSTC. Io farò un intervento per spiegarvi un po' che cos'è la certificazione, qual è stato il nostro percorso e poi diciamo che ho voluto cogliere alcune suggestioni del professor Zago rispetto alla precedente, diciamo, presentazione per fare delle riflessioni insieme a voi, ma lo facciamo alla fine della presentazione mia, che così non ci perdiamo, visto che abbiamo i tempi contati.
Allora, vabbè, io lavoro per il consorzio di promozione turistica dove mi occupo di progettazione comunitaria e di sostenibilità da qualche anno e noi ci occupiamo diciamo, dello sviluppo del prodotto turistico e della sua commercializzazione da più di 30 anni, quindi oltre a fare tante altre cose come eventi e appunto progetti comunitari. La certificazione di sostenibilità GSTC è stata, diciamo, un'organizzazione istituita nel 2007, quindi ha già un po' di anni da UNEP e dalla UNWTO per promuovere la sostenibilità e la responsabilità sociale nel mondo del turismo. E questo è un tema molto importante che è stato citato anche precedentemente, quindi la responsabilità, diciamo, anche degli operatori rispetto al loro operato e all'operare in maniera sostenibile. Ha sviluppato degli standard per definire i principi guida e i requisiti minimi per un turismo socialmente, economicamente, culturalmente e ambientalmente sostenibile, che quindi significa non limitarsi soltanto a quello che è l'impatto ambientale, che spesso è, diciamo, un po' così il limite di chi pensa che fare turismo sostenibile sia soltanto questo, ma entrare proprio nel merito anche di quello che è l'impatto sociale, economico e nella destinazione. Gli standard sono internazionali e applicabili a tutto il settore turistico ed è proprio per questo che a suo tempo, quando abbiamo dovuto individuare, diciamo, una certificazione da potenzialmente ottenere, diciamo, abbiamo deciso di intraprendere questo percorso proprio perché diciamo, gli standard sono gli stessi in tutto il mondo e perché soprattutto il GSTC, diciamo, è un sistema accreditato per terza parte, quindi con un ente esterno obiettivo che viene a verificare diciamo, se si risponde correttamente ai requisiti. Si sviluppano questi criteri intorno a 4 concetti fondamentali che vengono poi, diciamo, aggiornati, perlomeno i criteri ogni 3-5 anni, che sono la pianificazione efficace della sostenibilità, la massimizzazione dei benefici sociali ed economici e la minimizzazione di quelli negativi, l'accrescimento del patrimonio culturale, massimizzando i benefici su esso e minimizzandone quelli negativi, e la riduzione degli impatti negativi sul patrimonio ambientale. Come dicevo, è uno schema di terza parte, le ispezioni sono effettuate da enti di certificazione che sono accreditati ASI e noi siamo stati accreditati da parte di Vireo, che è uno, diciamo, degli enti accreditati ASI che è proprio sede in Italia, quindi anche molto vicino a noi a Padova. Tendenzialmente quando l'azienda è pronta dopo un lungo percorso di preparazione di tutte quelle che sono le evidenze, si pianifica un primo audit che si chiama main assessment per verificare che i requisiti dello standard vengano corrisposti. All'esito positivo sussegue l'emissione del certificato, in caso contrario viene rimandato l'audit se sia di diciamo, tempo ancora qualche mese per riprepararsi laddove ci siano delle difficoltà e non si risponda correttamente. Il certificato ha una durata di 3 anni e al terzo anno va fatto tutto da capo, ma si presuppone che dopo 3 anni, diciamo, di lavoro sul tema della sostenibilità, grosso modo ci sia già della materia su cui lavorare, dai. Ogni anno è prevista una visita di sorveglianza per verificare il continuo adempimento ai requisiti e noi la terza visita ce l'avremo proprio fra un mesetto e mezzo, quindi sono immersa nel recupero di evidenze per dimostrare che anche quest'anno abbiamo lavorato proprio sui criteri. Ehm, allora, come vi dicevo, è un percorso abbastanza impegnativo, soprattutto per le destinazioni, che per noi è iniziato nel 2020 e ha portato all'ottenimento della certificazione nel 2021. Quindi diciamo che ci sono stati 6 mesi buoni di lavoro e poi gli altri 6 mesi sono andati, diciamo, un po' per l'audit, un po' per attendere il primo audit, è un po' complicato anche per l'auditor che viene, che quindi deve poi stilare un report molto complesso e ci mette, diciamo, anche 3 mesi a rispondere. Quindi noi a maggio del 2021 abbiamo ottenuto la certificazione. L'abbiamo vista come un'opportunità per coinvolgere maggiormente il territorio per andare, diciamo, a invertire un po', un modello che era il modello della DMO, diciamo, vecchio, un po' datato, per cui la comunità non era ancora, diciamo, messa al centro del paradigma turistico, mentre invece col GSTC abbiamo iniziato a fare proprio dei passi in questa direzione e magari dopo appunto approfondiamo anche questo aspetto. Ed è stata anche diciamo, una opportunità per prioritizzare gli interventi da fare per uno sviluppo turistico sostenibile, condividendo il percorso, diciamo, con tutto il sistema territorio, quindi con le amministrazioni, con le associazioni, con gli operatori della filiera turistica, ma anche con la comunità. Andiamo avanti qua.
Allora, per predisporre, diciamo, questo percorso, abbiamo utilizzato diversi strumenti. Sono stati organizzati diversi incontri partecipativi, 2 con circa 20 portatori di interesse, 100 magari mi sarebbe piaciuto, ma non so neanche se ce ne sono 100 nel Tarvisiano, 1 con le 4 amministrazioni comunali e con Promoturismo e FVG e, poi altri incontri, diciamo, ad hoc per raccogliere dati tecnici. Abbiamo creato e compilato un file di raccolta evidenze e un file invece per la valutazione dei rischi. Il file di raccolta evidenze mette in relazione i criteri del GSTC, gli indicatori di performance e le evidenze della destinazione. Quindi è un file che vi farò vedere adesso, è suddiviso per sezioni, quindi la sezione A è quella che dimostra l'effettiva gestione sostenibile della destinazione e del sistema territorio, in cui noi ci siamo avvalsi anche di, diciamo, evidenze non direttamente create da noi, ma per esempio del piano di montagna 365 di Promoturismo, che è comunque un piano che in qualche modo comprende anche il Tarvisiano al suo interno. Quindi diciamo che questa parte è quella che non dipende direttamente solo e strettamente dalla destinazione, dalla DMO, ma del sistema all'interno del quale opera. Massimizzazione dei benefici economici è diciamo, la seconda sezione, benefici per comunità, visitatori e la cultura la terza, benefici per l'ambiente la quarta. Ecco, questo è soltanto, diciamo, uno screenshot per farvi vedere l'Excel sul quale abbiamo lavorato, arriva a 450 righe, quindi 450 evidenze, che sono parecchie, credetemi, da aggiornare ogni anno in occasione dell'audit. Quindi quello che io sto facendo anche adesso è proprio di andare su ogni, diciamo, elemento inserito per la responsabilità di gestione della destinazione, in questo caso il numero di indicatore è l'A1C, e ogni anno devo trovare, diciamo, un'evidenza nuova o verificare che l'evidenza già menzionata sia ancora valida. Quindi è un lavoro che in parallelo a noi ha fatto anche Ermagor, ed è stato, insomma, per entrambi anche molto interessante che, diciamo, la comparazione fra quello che è il nostro stato e quelle che erano le nostre evidenze e quelle che erano le loro, che in molti casi sono simili, in altri per niente, devo dire. Hanno l'andro molto, molto operativo dal loro punto di vista e sono riusciti più facilmente a trovare risposte, diciamo, soprattutto al di fuori del loro ruolo, diciamo. Documento per la gestione dei rischi e delle crisi è invece diciamo, un documento in cui viene descritto il contesto in relazione all'aspetto analizzato e parliamo di aspetti ambientali, quindi acqua, aria, biodiversità, clima e suolo. Per ciascuno di questi elementi vengono identificati dei potenziali rischi e delle potenziali misure di mitigazione dei rischi e all'interno di questi, diciamo, contesti vengono identificati anche quelle che sono, diciamo, le potenziali azioni che il consorzio, col suo raggio d'azione, può mettere in piedi per andare ad evitare che certi rischi si accadano o per cercare appunto di informare il territorio rispetto ai comportamenti da adottare, eccetera, eccetera. Adesso ve lo faccio vedere. Aspetti sociali, demografia, invecchiamento, permanenza dei giovani nel territorio, rischio sanitario. Quindi vedete che intraprendere un percorso del genere ti forza ad affrontare, diciamo, ad approcciare il tema della sostenibilità a 360 gradi. Mai prima in consorzio ci saremmo occupati di fare certe azioni di sensibilizzazione nei confronti delle scuole piuttosto che nei confronti della raccolta delle immondizie. Non che sia corretto che prima non succedesse, però ci siamo sempre occupati di promozione turistica. Basta, invece adesso abbiamo un ruolo molto più attivo in moltissime altre sfere. Questo era il file che vi ho menzionato per la gestione dei rischi. Anche questo è solo uno screenshot, segue pieno di contenuti e ogni anno va aggiornato. Quindi, solo per fare un esempio, perché è stato uno delle ultime, diciamo, non conformità, l'ultimo l'anno scorso ci hanno fatto, hanno evidenziato che alcuni dei nostri laghi in cui tutti fanno il bagno d'estate non hanno il certificato di balneabilità. Ci sono andata lì da quando avevo 2-3 anni a farci il bagno e adesso, e adesso devo andare a dire alla gente che si possono fare il bagno, però non è balneabile e che quindi è a loro rischio. Ecco, diciamo che intraprendere questo percorso è anche rischioso perché si rischia di essere incompresi e di essere anche, come dire, di fare un qualcosa che possa sembrare di prima battuta controproducente perché insomma gli operatori turistici che poi traggono un vantaggio dalla fruizione in quel caso del lago
non erano molto contenti, eppure l'abbiamo dovuto fare questo passo. Quindi sempre con la prospettiva a lungo andare di garantire però che cosa? La sostenibilità e la tutela di quello stesso lago, che sarà il motivo per cui comunque tra qualche anno continueranno a venire a visitare il nostro territorio. Quindi ecco, sono degli sforzi, degli investimenti a lungo termine e non sempre è facile vedere i risultati della pazienza, insomma, di investire a lungo termine, perché è più facile voler investire a breve termine. Audit e main assessment, vabbè, avviene tramite una verifica sia presso la sede del consorzio, sia con una, diciamo, una verifica in loco, andando proprio, quando vengono, vanno proprio a, diciamo, intervistare i singoli operatori, quindi se hai detto una bugia viene fuori, vanno a chiedere anche ai residenti ma cosa ne pensi, ma qual è il ruolo del consorzio, poi vengono dall'avvocato consorziato e dicono ma come mai non sei consorziata, insomma è proprio una, come dire, mi manca la parola, ma è un'investigazione vera e propria e se l'abbiamo passata sono molto contenta perché vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto. E come vi dicevo, ogni anno ritornano per riverificare che vengano corrisposti i requisiti. Qualora non fosse così, ci sono 3 gradi di non conformità, quelle maggiori devono essere risolte entro i primi mesi dall'apertura, quindi è anche un modo per il GSTC che, non l'ho detto prima ma lo voglio chiarire, il GSTC, avere la certificazione del Global Sustainable Tourism non significa siamo sostenibili al 100%, significa abbiamo messo in atto un processo per intanto andare ad analizzare diciamo, la sostenibilità attuale, andare anche a misurarla, cosa che non è così scontata, e poi per alzare l'asticella ogni anno andare a guardare da dove ci sono dei gap importanti. Quindi ogni anno anche diciamo, gli auditor vengono e fanno un ragionamento insieme diciamo, alla destinazione per dire ok, adesso ti metto 3 non conformità gravi perché ti voglio spingere a lavorare su questo aspetto che so che è scomodo ma va affrontato e ti lascio un paio di non conformità minori che se però il prossimo anno torno e sono ancora proprio non, come dire, corrisposte, allora diventeranno potenzialmente anche delle non conformità maggiori. Le osservazioni non le leggiamo neanche perché quelle hanno tempo per diventare poi non conformità. Allora, cos'altro? In occasione dei nostri, diciamo, del nostro audit e della predisposizione del nostro dossier che poi viene presentato, il primo anno per il main assessment noi abbiamo presentato delle best practices del Tarvisiano che sono diciamo, degli strumenti di promozione turistica molto interessanti e che abbiamo realizzato in gran parte anche in collaborazione con l'ufficio di Ermagor e Presegarte, che sono la Plus Card Holiday, che in realtà si chiamava Holiday Card prima quando era un prodotto solo nostro, poi abbiamo fatto l'Intereg in cui abbiamo trovato un nome comune, che è praticamente questa card all inclusive che prima anche ha citato Marcus, che viene data gratuitamente agli ospiti del Tarvisiano che soggiornano però in strutture diciamo associate e che permette di accedere gratuitamente praticamente a un carnet di servizi, di attrazioni infinito, quindi è molto più conveniente diciamo, andare a dormire nelle strutture consorziate perché si può andare su Lustari, se la Nevea, al Parco Avventura, diciamo, sono tutte attività gratuite e oltre a quello ci sono delle scontistiche sulle attività d'oltreconfine, non solo in Austria ma anche in Slovenia. Allo stesso modo l'Austria ha il suo libretto della Plus Card Holiday che viene diciamo data sempre gratuitamente in cui oltre ai propri prodotti e alle proprie esperienze inserisce quello del televisivo e fortunatamente per loro anche la mobilità gratis. Noi ci stiamo un po' lavorando, infatti è sempre molto entusiasmante ascoltare Marcus perché tu pensi di averlo raggiunto invece no, lui è già scattato altri 100 metri più avanti, però è di stimolo sicuramente. Qua c'era un video ma non abbiamo tempo, questa è diciamo la grafica che abbiamo utilizzato, infatti vedete che c'è il logo dell'Interreg. La ciclovia Alpe Adria Radbeck è stata diciamo, una di quelle evidenze che ci ha permesso molto di sottolineare il tema della sostenibilità a livello di mobilità. E anche in questo caso con Ermagor abbiamo fatto un bel lavoro per riuscire anche a collegare, l'ho citato proprio Marcus, la fruibilità della ciclovia ai servizi intermodali, quindi rientro con il bus o vado fino a Ermagor e poi prendo il bus e torno indietro, se no vado fino a Benzone e poi prendo il bus, arrivo a Ermagor e torno indietro in bici, insomma abbiamo fatto diverse offerte, sono tutte in una fase un po' sperimentale perché non abbiamo ancora trovato moltissimi diciamo, cicloturisti che si facciano quei 60 km giornalieri, però arriveranno perché
ci sono, è di nicchia, quel mercato ma esiste. Ciclovia, comunque che conoscete. Improsit è uno di quegli eventi che organizziamo che diciamo è sempre stato il riferimento per quel che riguarda la valorizzazione delle produzioni tipiche locali. Non spendo tante parole perché mi immagino che lo conosciate. No Border Music Festival anche, ecco, di questo progetto qua, di questa iniziativa mi piace evidenziare come negli ultimi, diciamo, 10 anni abbia intrapreso un percorso di sostenibilità reale, perché i concerti che inizialmente si tenevano soprattutto in piazza Tarvisio, man mano, diciamo, abbiamo iniziato a organizzarli nella natura, primo per ogni edizione magari 1 o 2 concerti a spot, invece adesso diciamo è un festival che si svolge solo ed esclusivamente nella natura, con un accesso solo a piedi o in bicicletta, benché sia vero che c'è un grosso problema, che chi arriva a Treviso ci arriva spesso in macchina, perché purtroppo quello che è il problema della mobilità pubblica, dei treni che purtroppo arrivano in un orario che non ti permetterebbe di arrivare alle 2, forse neanche alle 6 a piedi a Fusine, è un problema vero. Abbiamo provato nel tempo anche ad intraprendere diciamo, un colloquio con le ferrovie, però non cambiano gli orari per noi e al massimo aggiungono una carrozza, un po' che importa perché comunque non ci permetterebbe di diciamo, creare questo collegamento. Stiamo mettendo in atto diversi altri ragionamenti rispetto magari a partnership con Strava, quindi qualcuno potrebbe arrivare in bicicletta comprovando di essere arrivato in bicicletta, avere un bonus, un chip, una bevanda, un soggiorno, un pacchetto. Ci sono dei ragionamenti che stiamo facendo, però è vero che non è facile andare a, diciamo, a risolvere delle problematiche un po' anche più grandi di noi in questo caso, perché sì, il problema della mobilità è un problema serio e mi farò spiegare da Marcus qual è il marchio che hanno preso per l'organizzazione sostenibile degli eventi, perché è un tema molto importante su cui abbiamo deciso di lavorare anche con l'Eco Istituto di Bolzano. Altro piano del montaggio, vabbè, la diffusione sono le realtà dove noi organizziamo i concerti. Ci sono dei video, alla fine forse uno, no, vediamo. Sì, Natural Sound Concept è quello che vi ho menzionato prima, e soltanto per dire, è chiaro che c'è anche un impatto negativo del festival, perché si può dire che portare delle persone in uno spot, diciamo come Laghi di Fusine, può essere criticato, ma quello che voglio dire io è che noi siamo veramente molto attenti perché l'impatto luminoso praticamente è pari a zero, i concerti sono fatti tutti in acustico, quindi con dei decibel molto controllati, la mobilità, come vi dicevo, ha un accesso, diciamo, alle location esclusivamente riservato a piedi o alle biciclette, chiusure stradali al traffico, isole ecologiche ben segnalate dappertutto con materiali, diciamo, dell'area food and beverage che arriva adesso, tutti riciclabili. Quindi stiamo facendo veramente dei passi in avanti e durante il festival facciamo tutta una serie di attività anche di sensibilizzazione, quindi anche quest'anno per l'Università di Udine a parlare di zero waste e poi si fanno le passeggiate nella natura e poi ci sono gli incontri proprio sul turismo sostenibile, quindi stiamo cercando di utilizzarlo anche come un pretesto per parlare di sostenibilità. Questi sono, vabbè, i servizi che noi creiamo, quindi i parcheggi gratuiti per chi viene in bicicletta, ok, e sfide e criticità, ecco. La sfida ottenuta diciamo la certificazione, era proprio quella di proseguire il percorso senza anche risorse, perché quello da dire, perché l'avevamo fatto nell'ambito di un progetto Interreg e fare attività anche di coinvolgimento per diciamo un'azienda che non si occupa di quello, ma si occupa di commercializzazione di prodotti turistici, non è neanche così scontato e soprattutto mettendo insieme il pubblico, le amministrazioni, i privati, i portatori di interesse di tutta quanta la destinazione e soprattutto anche la comunità. Quella è una sfida che noi abbiamo deciso di cercare, diciamo, alla quale abbiamo cercato di rispondere anche con questo progetto Green Team che abbiamo scritto proprio l'anno scorso, sperando che poi passasse, nel quale diciamo, il nostro ruolo sarà quello lo stiamo iniziando a fare, di creare un percorso partecipativo insieme a tutto il nostro territorio per redigere insieme un piano di sviluppo sostenibile, un destination management plan a breve, medio e lungo termine, quindi cercando di proprio integrare anche la comunità, tutte quante diciamo i portatori di interesse rispetto a quelli che sono anche le criticità riscontrate da loro
e le opportunità comuni, gli obiettivi comuni, perché prima anche il professor Zago diceva, spesso gli interessi non coincidono. Forse no, però poi alla fine, a lungo termine, i residenti, i turisti, l'amministrazione, tutti noi vogliamo che nel nostro caso Treviso rimanga un posto vivibile, quindi preservarlo è nell'interesse di tutti. Quindi ci sono degli interessi comuni, vanno identificati e vanno identificate le azioni che ciascuno può fare rispetto alla propria, diciamo, al proprio ruolo. Migliorare la qualità del prodotto, garantire il sostegno e il supporto operativo alle gestioni che tendenzialmente nel nostro territorio sono familiari, quindi molto piccole, che non riescono spesso magari anche a intraprendere a loro volta un percorso di sostenibilità perché richiede del tempo, questo è un fatto. E creare una strategia di sviluppo è quello che vi ho detto prima, e poi la mia suggestione era andare oltre alla sostenibilità, perché i progetti che avete visto anche prima, fatti con la Slovenia, ma anche con tutti quelli che abbiamo presentato noi, hanno, diciamo, evidenziato il tema di sostenibilità già alla precedente programmazione dell'Inter, che ci sono anni che si tratta il tema della sostenibilità, e ormai dire che la sostenibilità è anche un po' scontato. Allora andare oltre la sostenibilità, che poi tante volte appunto è intesa come sostenibilità ambientale, può significare, questo è un grafico che vi ho voluto mettere, in cui vedete che la sostenibilità è al di là, diciamo, di quello che è l'approccio che bisognerebbe avere, perché è talmente scontato che noi adesso dovremmo fare un passo in più. Quindi creare un impatto positivo, pensare a un turismo che crea un impatto che migliora la location, la destinazione in cui lo si vuole promuovere. Quindi che restore e regenerate. Cosa significa? Che deve andare a risanare una situazione, diciamo, di disequilibrio, e che poi deve rigenerare il luogo in cui lo stiamo promuovendo, questo turismo. Io penso che noi abbiamo la fortuna, tra virgolette, di essere magari un po' più indietro rispetto ad alcune destinazioni dove il problema dell'overtourism è veramente pesante, perché io, grazie a questo tavolo diciamo, del GSC, con altre destinazioni che sono state citate, la Valsugana, l'Alta Badia, soprattutto San Vigilio di Marebbe, partecipo a dei forum in cui i loro problemi sono di avere troppe strutture ricettive, troppi turisti tutto l'anno. Noi abbiamo il problema di avere pochissime strutture ricettive. Cioè, loro hanno hotspot dappertutto, non possono più mandare la gente ai laghi, il lago di Praia è un disastro. Noi siamo in una fase in cui possiamo prevenire ancora questo effetto negativo, cercando di creare diciamo, dei prodotti di nicchia che magari ci permettono di destagionalizzare. Siamo ancora in quella fase che deve essere vista e vissuta come un'opportunità e non come un siamo indietro, cerchiamo di attirare tutti quelli che possono, perché abbiamo bisogno di fare i conti a fine mese. Diciamo dovremmo essere un po' lungimiranti e guardare, secondo me, questo grafico, perché questo è quello che è oggi. Cioè, non cerchiamo, secondo me, dobbiamo cercare tutte le destinazioni, vuole essere soltanto così, uno stimolo il mio. Sì, voglio dire, dobbiamo un po' invertire questo paradigma e soprattutto partire da quello che sono, da quelle che sono le necessità delle comunità, di chi vive il territorio, che non deve voler scappare perché ci sono tanti turisti, perché ci sono delle politiche comunali amministrative sbagliate che hanno favorito, che ne so io, la costruzione di seconde case, perché mancano i posti di lavoro, perché non ci sono scuole magari professionali corrette, coerenti con quello che dovrebbe essere l'indirizzo della destinazione. Questi sono un po' i ragionamenti. Di Green Team vi ho già parlato, quindi noi faremo questo percorso di progettazione partecipata e con una, diciamo, cabina di regia che verrà costituita da noi, insomma, rappresentanti del consorzio, di tutte le amministrazioni e anche dei rappresentanti di categoria. Analizzeremo i risultati del processo partecipativo e predisporremo questo Destination Management Plan. A latere, un'altra attività che stiamo facendo come consorzio, sempre nei confronti, diciamo, con riferimento alla sostenibilità, stiamo facendo un percorso per certificarci anche come tour operator, perché abbiamo anche la licenza del 2002, e quindi stiamo cercando anche di andare diciamo, con il ruolo di tour operator, un po' un ruolo intermediario, quindi stiamo cercando di andare anche a influenzare quello che è un po' l'offerta e la domanda. Questo è, ho dovuto stringere gli ultimi minuti, scusatemi, e grazie a tutti. Perfetto, grazie mille a Claudia, è stata molto esaustiva e insomma ci ha dato anche uno stimolo in questo senso, no? Per poter lavorare su questo piano. Logicamente noi siamo all'interno del progetto 3 aree con 3
esperienze, diciamo così, diverse e con degli step di sviluppo diversi. Quindi, come avete ben visto, è già oltre, il Tarvisiano è nel processo e noi forse lo stiamo iniziando, qualcosa si è già fatto, vediamo cosa riusciamo a mettere insieme. Do quindi la parola per proseguire, chiedo anche a Elena di essere brevissima, brevissima, a Elena Puntil della Comunità di Montagna della Carnia, che ci parlerà invece della strategia condivisa nell'ambito del piano di sviluppo Carnia 2030, sempre sul tema del turismo sostenibile. Grazie Elena. Grazie Sara. Mm. Allora sì, partiamo come diceva Sara da livelli diversi e siamo anche diciamo dei soggetti partner in questo progetto di carattere diverso, consorzi turistici, cooperativa sociale, un ente pubblico. In realtà ecco, noi pur non avendo un mandato specifico nel campo del turismo, come comunità di montagna abbiamo una competenza nella, diciamo così, anche proprio data dalla legge, di redigere un piano di sviluppo territoriale. E quando si parla di piano di sviluppo territoriale si parla di condivisione della comunità, di condivisione con gli amministratori, con gli operatori, eccetera. Ed è appunto da questo che è partito il processo partecipativo Carnia 2030, che nell'arco di 1 anno e mezzo ha portato, diciamo così, alla redazione e all'approvazione del piano di sviluppo della Carnia. Questo processo, appunto, Carnia 2030, ha prodotto un documento che è stato concertato con la Regione ed è stato appunto predisposto con le comunità locali, approvato dall'Assemblea dei Sindaci, sempre nel quadro, nella cornice delle politiche europee, nazionali e regionali. Come è strutturato questo percorso? Che è tutt'altro che concluso, ovviamente è solo all'inizio e appunto quello che stiamo cercando di produrre anche con questo progetto è un segnale che proseguiamo su questa strada. Diciamo che con il coinvolgimento di una cabina di regia iniziale, l'Assemblea dei Sindaci della Comunità di Montagna, è stato strutturato un lavoro attraverso 15 tavoli tematici che hanno coinvolto oltre 250 persone, per il quale abbiamo lavorato proprio in sinergia con la Cremars e utilizzando anche degli strumenti abbastanza innovativi, che ha reso possibile, assieme poi al lavoro anche condivisione con i sindaci e gli amministratori e diciamo molti soggetti territoriali, la costruzione di un documento fortemente condiviso e che ora che è prodotto ci permette anche di ricostruire all'inverso questo processo, quindi andando anche a modificare eventualmente gli aspetti che è necessario adeguare appunto alle modifiche che intercorrono nel tempo, sempre più frequenti. La struttura adottata del piano si è data diciamo, individuato un macro obiettivo, che è quello di una carne coesa e attrattiva in Europa. All'interno di questo macro obiettivo sono state individuate 3 strategie, che vedete nello schermo appunto dietro di me, e 11 cantieri. In 11 cantieri, se vedete ce n'è uno nella prima fascia, quella azzurra, l'ultimo in fondo è turismo e cultura, tutta la Carnia, tutto l'anno. Questo è un cantiere. All'interno di ogni cantiere ci sono degli obiettivi condivisi e delle schede di dettaglio che vengono implementate nel tempo con una serie di informazioni che ci consentono di accedere a finanziamenti, di individuare soggetti che partecipano alle varie iniziative e chi sono i responsabili delle azioni, perché ripeto è un piano territoriale, non è un piano della comunità, quindi in diversi settori possono essere responsabili delle azioni soggetti diversi. Nel settore del turismo la Carnia può facilitare un percorso di condivisione, ma non è sicuramente l'interlocutore primario. Andiamo a uno dei tavoli tematici appunto di Carnia 2030, che è il tavolo 5, il tavolo del turismo. Come era strutturato il lavoro, il metodo con cui hanno lavorato le persone che hanno partecipato al tavolo? Innanzitutto ogni tavolo aveva una ventina di persone di carattere appartenenti ad enti diversi, istituzioni diverse, quindi una composizione variegata, giovani, persone meno giovani, addetti ai lavori oppure rappresentanti di enti pubblici, eccetera.
E diciamo che a questo gruppo di lavoro, in ogni tavolo, è stata presentata una scheda di sintesi che inquadrava un po', no, il tema. Innanzitutto, qual era la strada del PNRR sul tema specifico, cos'è Carnia 2030, forniva dei dati su una possibile lettura, forniva una sintesi e poi stimolava a produrre una visione attraverso delle domande guida. Nel tavolo del turismo sono stati forniti alcuni dati che appunto stimolavano un po' un'osservazione, no? Perché le strutture ricettive non raggiungevano il limite massimo della loro possibilità, perché il tasso di turisticità è molto diverso da un'area all'altra in base a, diciamo, alle distribuzioni turistiche, oppure perché la stagionalità turistica è così spiccata in estate, in inverno, e mentre la Carnia è potenzialmente un'area anche attrattiva nelle mezze stagioni, così non è. Ecco, quindi da questo un po' si partiva per discutere. E da questi dati emergeva una specie di percezione di quello che è il contesto della Carnia, che viene indicato su diciamo, un grafico radar, che se non è bilanciato verso l'esterno, diciamo così, nella sua disegno, significa che ci sono delle strutture, che ci sono delle cose che possono essere migliorate, valorizzate maggiormente. Quindi si è chiesto ai partecipanti di delineare qual è la loro visione appunto di una Carnia turistica del 2030, appunto, come dicevo prima, aiutando con alcune domande, in modo da favorire un po' la discussione dei partecipanti. Ecco, quindi oltre a questo si è tenuto in considerazione che seppure c'erano appunto 15 tavoli tematici e quello del turismo era uno, ce n'erano molti altri, comunque non erano tavoli separati, nel senso che c'erano comunque delle contaminazioni. Non si fa turismo senza avere un certo tipologie o caratteristiche culturali o l'attenzione al recupero del paesaggio, quindi oppure anche le infrastrutture digitali, oppure anche c'era un collegamento con diciamo, il tavolo sicuramente dello sport. Quindi si è tenuto un po' in considerazione tutti questi aspetti. Ecco, infatti voi vedete qui in questa immagine, ad esempio, come ogni tavolo aveva delle no, diramazioni verso gli altri tavoli, e quello del turismo, che è il giallo in alto a sinistra, converge verso la cultura, tempo libero e appunto anche quello che erano infrastrutture digitali, eccetera. Quindi quello che è uscito un po' da questo tavolo del turismo, e quindi dai partecipanti appunto di varia estrazione, è stato quello di rendere la Carnia attrattiva turisticamente tutto l'anno, nel senso che diciamo che quello che è uno degli aspetti che caratterizza il turismo in Carnia è proprio il fatto che non è sempre appetibile. Quindi si sono individuati i problemi, si sono individuati chi sarebbero i beneficiari, qual è il problema che rende necessario il fatto che la Carnia sia attrattiva tutto l'anno, cosa cambiare perché la Carnia sia attrattiva tutto l'anno, in quale modo. E appunto da questo, rispondendo a queste domande, il tavolo ha prodotto un risultato e ha proposto delle azioni. Qui vedete che il tavolo turismo, che è cerchiato in azzurro, si dirama verso una serie di soggetti che sono i soggetti che devono collaborare per avere diciamo, una Carnia attrattivamente turistica. Sono interlocutori l'uno dell'altro che dovrebbero lavorare insieme, ecco, per fare massa critica. E ha proposto anche delle azioni per andare in questa direzione, ad esempio fare rete attraverso una struttura di coordinamento, ma anche un ufficio incoming, diciamo come coordinamento unico della Carnia, se questo sarà il desiderio, la direzione a prendere. Promuovere lo slow tourism, quindi tutto quello che è stato anche detto prima, un po' diciamo rispecchia quello che anche dal tavolo turismo di Carnia 2030 è emerso, e anche dotarsi di strumenti e formare gli operatori sull'utilizzo di strumenti digitali per favorire la promozione, l'informazione, eccetera.
Quindi, dopo questa prima fase di raccolta, no, dei sentiment, di raccolta di desiderata, eccetera, da parte del tavolo tematico, il lavoro si è spostato agli amministratori. Sono stati organizzati gli incontri di confronto con i sindaci, gli amministratori dei comuni della Carnia e la cabina di regia, e in un percorso parallelo ha prodotto anche la loro visione della Carnia nel settore del turismo, nel nostro caso. E gli obiettivi dei sindaci e degli amministratori sono stati messi a confronto con quelli del tavolo, trovando i punti di contatto, le aree di sovrapposizione, e in base anche alla convergenza, no, degli obiettivi, su quegli obiettivi sono state date delle priorità. Qual è stato, diciamo, ecco, la somma poi di questo lavoro? È che la Carnia, più accogliente ed attrattiva, passa attraverso un rinnovamento del modello di ospitalità e a un rafforzamento del legame tra l'identità storico-culturale e paesaggistica e il settore turistico. Questo è chiaramente un enunciato di sintesi, dal quale poi, ecco, appunto, sono stati anche strutturati degli obiettivi in ordine di priorità. Come vi dicevo inizialmente, il cantiere turismo e cultura sono abbastanza convergenti questi due settori, no? Per avere una Carnia che sia attrattiva tutto l'anno. Qual è diciamo, l'obiettivo maggiormente condiviso per quanto riguarda il turismo specificatamente? È realizzare un piano del turismo della Carnia. Su questo obiettivo c'è stata una grandissima convergenza da parte di tutti gli interlocutori. A seguire ci sono un'altra serie di obiettivi chiaramente importanti e che comunque non sono scollegati tra loro. Se vedete bene, tutti in effetti portano a quello che noi possiamo intendere come turismo sostenibile, ovvero qualità dell'accoglienza, in modo che gli operatori operino in modo che diciamo, i turisti siano a loro agio, no? Nelle nostre strutture, avere una struttura che si occupi di diciamo, promuovere non solo il turismo ma i valori della Carnia, una comunicazione che sia univoca, promuovere un turismo lento, a basso impatto ambientale che consenta di vivere emozionalmente il territorio, promuovere la viabilità lenta, uno sport anche con, diciamo, percorsi ciclabili, la cultura, eccetera. Quindi diciamo che, proprio ripetendo quello che ho appena detto in questa slide, l'obiettivo maggiormente condiviso è quello di andare verso la realizzazione di un piano del turismo della Carnia, collegandosi a tutti quelli che sono altri elementi che dovrebbero essere contenuti in questo piano, probabilmente. Ma comunque il piano verrà redatto lavorando con chi di turismo si occupa e con le pubbliche amministrazioni, eccetera. E da questo punto di vista il progetto Green Team, a cui partecipiamo come partner, rappresenta un elemento veramente di convergenza con quanto il territorio ha richiesto, insomma, in modo abbastanza forte, sia come aspetto programmatico sia come linea di azione. Ed è un primo passo nella costruzione di un percorso condiviso tra i diversi attori pubblici e privati per cercare di individuare assieme quali sono gli elementi che concorreranno a definire il piano del turismo sostenibile per la Carnia. E se volete appunto prendere visione dei documenti che sono stati prodotti nell'ambito del percorso Carnia 2030 e piano di sviluppo Carnia 2030 e tutto quello che uscirà anche da questo progetto e da quelli che convergono su appunto questo grande contenitore, li trovate sul sito della comunità di montagna. Grazie. Grazie mille a Elena. Adesso chiudiamo, il focus era quello di spiegare, diciamo così, in un minuto qual era l'obiettivo del progetto. Abbiamo parlato di tutto meno che del progetto, adesso scusate, dovete ascoltare anche questa parte e lascio la parola appunto a Maurizio Ionico per quello. Ho rispetto per me, per voi e per l'orario, quindi in un minuto illustro il senso del lavoro, dell'attività proposta da Clamars e da Melius nel contesto di questo progetto. Poi naturalmente anticipo, trasferiremo appunto il modello organizzativo e con tutte le fasi di cui è contraddistinto a ognuno di voi e naturalmente ai partecipanti.
Fondamentalmente si tratta di un modello laboratoriale che coinvolge 5 territori della Carnia che sono presidiati da consorzi turistici o da reti, e sono quelli di Forni di Sopra, di Sauri, di Sappada, Arta Terme e Sutrio e Zoncolà. Laboratori, si diceva, laboratori che sono contraddistinti da un metodo di innovazione sociale e di animazione territoriale che appunto cammin facendo illustreremo, e che fondamentalmente sono organizzati attorno a 3 grandi fasi: quella di apprendere e acquisire consapevolezze da un lato, dall'altro ancora immaginare e coprogettare, e infine identificare delle convergenze, cioè, e arriviamo all'obiettivo di queste attività diffuse sul territorio, quello di predisporre pratiche, prodotti o servizi che siano coerenti e connessi con l'idea di turismo sostenibile che è emersa oggi attraverso le parole del professor Zago, dall'esperienza assai interessante di Tarvisio e da ultimo del prodotto partecipativo molto complesso di Carnia 2030. Quindi alla fine andremo a organizzare sul territorio 15 attività appunto di laboratorio attraverso cui poter coinvolgere per ognuno di questi territori almeno una decina di operatori appunto guidati, coordinati da noi e assieme ai consorzi turistici laddove esistono o da reti, e appunto mettendo insieme una platea interessante, dico, per ognuno di queste aree, in maniera tale da coinvolgere una cinquantina e probabilmente anche più operatori che ci diano anche la possibilità alla fine di questo percorso di 2 mesi di individuare appunto quelle pratiche o quei prodotti di forte sintesi naturalmente e anche esperienziali per certi versi, che possono in qualche misura rappresentare l'idea di questo inizio di un percorso che sarà molto più complesso per la verità di turismo sostenibile, così come questi territori, come questi operatori ritengono di dover immaginare per se stessi all'interno appunto di quelle visioni, di quei contesti che oggi sono stati così ben rappresentati. Basta. C'erano 30 slide, ma ve le risparmio. No, allora grazie a tutti. Non so se possiamo lasciare qualche minuto di spazio alle domande, se ce ne fossero, se non è chiaro. Abbiamo cercato di fare veramente una somma di quello che veramente in brevissimo tempo insomma, siamo chiamati a realizzare, come vi dicevo, in maniera diversa nei 3 territori GAL, insomma, che ci hanno offerto questa possibilità. Per cui noi siamo disponibili da una parte nella zona del consorzio tarvisiano referente Claudia Gioitti, per la zona della Carnia Elena Punti per la comunità di montagna e Sara Nenon, Maurizio Ionico per la Cramars, per il lavoro sui laboratori. Abbiamo qua fuori già delle schede se qualcuno volesse partecipare ai laboratori di iscrizione. Noi faremo, insomma, ci connetteremo in qualche maniera con la segreteria organizzativa al territorio per capire appunto nei vari territori che abbiamo indicato chi volesse partecipare ai laboratori, che dovranno essere chiusi, più o meno conclusi, come diceva Maurizio, in 2 mesi, e vorremmo appunto ottenere il core, avere i partecipanti che possano rappresentare un po' tutti gli interessi del territorio legati soprattutto all'elemento turistico, interessi diretti e indiretti. Quindi vi invitiamo a partecipare a questi laboratori, ne daremo informazione rispetto a orari, giornate, eccetera, sia pubblicamente, insomma, sui nostri social, ma anche mandandovi, ci avete lasciato la mail, chi ha partecipato direttamente o chi si è iscritto anche per verificare, insomma, i contenuti nella diretta Facebook, siete invitati, insomma, ad aderire, chi vuole, insomma, mandandoci un'email. Scusa Sara, aggiungo che nel corso di questi 15 laboratori, 5 su questi dislocati in questi 5 territori, saremo accompagnati da competenze
appunto perché c'è bisogno in qualche modo di produrre teoria ma anche esperienza. Una di queste competenze è il professor Zago, che oggi ci ha introdotto i lavori relativi a questo progetto, e che nella parte finale, quella dell'immaginazione, della coprogettazione, sarà con noi, cioè con voi, per aiutarci appunto a provare a estrarre dai territori e dalle esperienze che appunto voi avete maturato, quegli elementi di sintesi, quelle pratiche, quei prodotti appunto che possono rappresentare al meglio in questa fase dell'ipotesi di lavoro di turismo sostenibile. Perfetto, grazie mille. Sì? Sì, al microfono che così siamo in diretta a Facebook, quindi grazie. Solo per ringraziare e per dire due cose telegrafiche. La prima, che questa qui è un'esperienza CRLD che si è conclusa, e i tre GAL, quindi Ermagor, Pontebba e Tolmezzo, hanno già lavorato prendendo le strategie anche Carne 2030, ma anche altre, hanno già elaborato e è stata già approvata la nuova strategia CRLD per il 2021-2027. È in fase di approvazione a Bolzano e i bandi si apriranno presumibilmente per la fine di quest'estate. Con questo voglio aggiungere che questo qui è un progetto che nasce, ma a settembre si può implementare con ulteriori progettualità. Euroleader, Open Leader e il LAG di Ermagor sono a disposizione. Grazie. Perfetto, grazie mille. Chiudo se non ci sono altre domande la serata.